Dopo 5 giorni di sciopero arbitrario ed uno di astensione dal lavoro autorizzata, da questa mattina a Porto Empedocle è ripresa la raccolta differenziata dei rifiuti. La svolta ieri pomeriggio al termine di una riunione che si è tenuta in prefettura alla presenza di Nicola Diomede. Grazie all'intervento del prefetto siamo riusciti ad arrivare ad una soluzione, ha spiegato il sindaco Ida Carmina, che poi ha aggiunto: devo ringraziare in particolare i netturbini perché hanno dimostrato, nonostante le grandi difficoltà in cui versano loro stesse e le loro famiglie, di comprendere le ragioni del paese, le difficoltà che vive Porto Empedocle. A convincere gli operatori ecologici a tornare in attività l'annunciato percorso di intermediazione con le autorità bancarie per l'ipotesi di un prestito e le rassicurazioni che potranno ricevere a breve un'altra delle 6 mensilità arretrate. Ma le opposizioni non ne risparmiano critiche all'amministrazione Carmina. Un'amministrazione non può dire noi non abbiamo colpa, non c'entriamo niente, perché comunque è l'amministrazione. La verità è che pare che questa amministrazione annaspi su ogni tema di questa città e, come dire, rinvia tutto o al passato o al futuro, perché su un problema o è colpa del passato oppure per il futuro stanno provvedendo. Il problema è il presente è che da una settimana non viene raccolta la spazzatura a Porto Empedocle, malgrado ci sia stato un aumento della tassazione sui rifiuti di 500.000 euro per il 2017. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona in questo servizio. La colpa è dell'amministrazione, delle aziende, certamente non può essere addossata agli operai che da 6 mesi dicono che non percepiscono lo stipendio. Ma è drammatica non soltanto la situazione dei rifiuti, è drammatica l'intera situazione a Porto Empedocle, che è il momento più buio della storia politica di questo paese. Io come cittadino più che altro vorrei soltanto capire una cosa: come e quando si risolverà il problema? Cioè l'amministrazione, piuttosto che accusare o individuare sempre le responsabilità negli altri, dovrebbe dire: la nostra proposta, la nostra soluzione è questa. Ad oggi all'orizzonte c'è il nulla.